Flash a Castelfranco Veneto per il primo aerodrone arrivato in Italia dall'America. Struttura leggera in polistirolo, 6 motori e carrellino come un aeroplano, ma con la versatilità tipica degli apparecchi a pilotaggio remoto, tanto in voga in questi tempi. Tuttavia, al di là della moda, qui saranno scuole e aziende a utilizzarlo, grazie a una collaborazione fra il Drone Lab dell'Ipsia Galilei e il progetto Business Hub della CNA. L'associazione ha donato all'istituto questo gioiellino da $600 affinché 60 studenti possano implementare le sperimentazioni condotte finora e insegnarne l'uso a 12 piccoli imprenditori. E crediamo molto che la commistione tra l'artigianato e il saper fare debba essere intrecciato profondamente con le nuove tecnologie. Da questa sinergia nascerà così una nuova figura, l'artigiano digitale, capace di utilizzare i droni non solo per fotografie o videoriprese come spesso accade ora, ma anche per una miriade di impieghi testati dai ragazzi. Consegne di farmaci a domicilio, servizio di guida turistica al Museo del Giorgione, videosorveglianza all'ipermercato, pulizia di pavimenti e pareti. Misure anche dell'inquinamento potrebbe essere, oppure delle condizioni atmosferiche, oppure ad esempio anche su un vigneto, su un prosecco si potrebbe sorvolare e verificare lo stato di maturazione ad esempio del vigneto, delle uve. A proposito di viti, al Festival Città Imprese di Schio gli allievi hanno presentato il drone sommelier che riscalda, trasporta e versa a goccia la grappa di cartizze. Anche questa è un'idea che promette, come quella dei medicinali, copiata da una start-up statunitense, di essere trasformata in business. Gli imprenditori devono essere pronti a cogliere quello che il futuro gli può dare e noi abbiamo il saper fare, ma non abbiamo appunto la tecnologia per poterlo mettere in atto.